Un operaio 39enne di Mestre ha sperperato al gioco parte dei 7.000 euro che servivano come caparra per acquistare un negozio, per poi raccontare ai figli di essere rimasto vittima di un rapimento. Messo alle strette, alla fine ha confessato la verità ai carabinieri ed è stato denunciato per simulazione di reato. I figli infatti si erano rivolti ai militari raccontando che il padre doveva andare dal commercialista a versare la somma per il primo atto di acquisto di un nuovo negozio a Venezia, ma che poi era sparito. Hanno aggiunto che la sera prima il papà li aveva chiamati dicendo di essere prigioniero di alcune persone, di avere pochi minuti per parlare, di non contattarlo e soprattutto di non denunciare la cosa. I carabinieri insospettiti hanno cercato di localizzare il telefono del 39enne, scoprendo che le cellule l'avevano agganciato nei pressi delle stazioni ferroviarie di Verona, Milano e Firenze. Nel frattempo l'uomo è rientrato dopo 24 ore d'assenza, raccontando la stessa versione ai carabinieri, ma alla fine ha dovuto confessare l'amara realtà.